In questo periodo tutti sappiamo che l'Ucraina sta attraversando un momento difficile, cioè la guerra. Tutto ciò ha spinto molte persone a trasferirsi in altri stati, per esempio Italia, Polonia, Slovacchia e molti altri. Le forze russe continuano a bombardare la regione est del paese, ma soprattutto la regione del Donbass. Tutti noi abbiamo cercato di aiutarli il più possibile. Molti calciatori e persone con grande successo hanno fatto tantissime donazioni e noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di aiutarli, offrendo quel poco che avevamo, donando vestiti, pupazzi, mascherine e chi se lo poteva permettere di più, cibo e anche medicinali. Possiamo dire però che la guerra ha influenzato anche noi perché sono aumentate molte cose, per esempio la benzina, il gas, l'olio, mettendo in difficoltà anche le condizioni familiari italiane e degli altri stati. Noi speriamo con tutto il nostro cuore che trovino un accordo e che questa guerra finisca al più presto, riacquistando la pace che aveva prima e riportando i legami che univano i popoli stessi e magari rafforzandoli ancora di più.